una parte importante della veduta è dedicata all'Arsenale di Venezia. L'Arsenale di Venezia era il principale luogo produttivo per dimensioni, per attività, per numero di addetti, forse in un'intera Europa a quel tempo. Insomma, era celeberrimo, lo canta Dante Alighieri, era un luogo notissimo. E questa mappa lo ritrae con stupefacente precisione e dettaglio, tanto che è stato anche supposto che questa cosa potesse non essere molto gradita alle autorità veneziane, in quanto nell'arsenale si produceva anche, diciamo, l'armata militare veneziana, quindi in qualche maniera si rischiava di rivelare qualche segreto e di mostrare com'era questa grande macchina produttiva nelle sue viscere, nel suo interno. Un'altra cosa, poiché la carta, diciamo, la veduta appare particolarmente distesa e ben dettagliata proprio in questa parte estrema dove c'è anche l'arsenale, qualcuno ha voluto vedere in questa rappresentazione una sorta di accentuazione retorica, enfatica della potenza veneziana, dove al centro abbiamo Nettuno che cavalca il mare, appunto, nelle quali Venezia si impersona, e dall'altra la potenza dell'arsenale, e che quindi questa mappa fosse una sorta di esaltazione della potenza marinara di Venezia, potenza che si esplicava soprattutto per via commerciale. Tant'è vero che poi nella mappa, a osservarne tutti i dettagli con pazienza e attenzione e con grande divertimento, vi è una serie infinita di navi e imbarcazioni che mostrano diverse tipologie di navi che operavano sia militarmente sia mercantilmente, navi tonde, galere, e poi piccole barche per il trasporto lagunare, e addirittura nell'angolo inferiore destro di questa parte della mappa, della veduta, vi è addirittura una regata, che è la tipica contesa agonistica dei veneziani che si impegnavano, ognuno rappresentando una parte della città, in gare e competizioni di abilità e di forza, in corse sull'acqua della laguna con piccole barche a remi.